Beh, essendo di La Valle, ho scelto di frequentare l'istituto perché era l'istituto più vicino, poi anche sull'onda di mio zio che mi ha preceduto, il quale praticamente io sono nato il 13 aprile e lui il 15 è partito per iniziare il lavoro con la Pertusola. Pertanto dentro di me è rimasto sempre la voglia di emularlo, insomma, anche se gli studi fatti da loro in quegli anni, lui è del 35, erano ben diversi come preparazione di come sono venuto fuori io, che sono uscito nel 1976, nel post 68, dove la scuola obiettivamente era un po' decaduta da quel lato dell'insegnamento, anche perché per quanto riguarda la sezione dove io avevo studiato, la B, non avevamo sempre gli insegnanti fissi come era è stato negli ultimi, soprattutto negli ultimi 3 anni, un via vai di insegnanti, ognuno ha dato del suo del meglio, però non tutti erano all'altezza anche dell'insegnamento. Però c'è stata la volontà di studiare e pertanto dico che sono uscito anche preparato nel mondo del lavoro, anche dopo perché mi interessava il tipo di lavoro che avrei intrapreso, anche se non ti danno mai, cioè non è mai quello che te scegli, oppure prevedi di fare. Però insomma la preparazione c'era e dopo ho avuto la fortuna, finito il servizio militare, ho fatto qualche lavoretto. Del 79 ho iniziato i lavori presso lo studio Zolletto di Santa Giustina e da lì è iniziato il mio percorso lavorativo che mi ha portato dapprima come topografo nelle centrali Enel di Tavazzano e di Porto Tolle, dopodiché via via con vari lavori ad eseguire sempre nel campo topografico altri lavori di natura, di rilevamenti o di appoggio a terra o altro. Questo dopo aver fatto, diciamo, l'inizio nelle centrali termoelettriche, ho avuto la possibilità di andare in Etiopia su un progetto dell'Enel di Milano, che prevedeva sul Ghibe el Ghibe a 650 km da Addis Abeba, vicino a Zima, lo studio di fattibilità di una diga in terra, dove praticamente diga in terra è relativa a condotta forzata e centrale idroelettrica. Lì c'è stata una bella esperienza perché comunque si viveva in tenda perché eravamo troppo distanti da alberghi o altro e praticamente abbiamo fatto un appoggio a terra geodetico con lati molto distanti, all'incirca sui 20 km, dopodiché l'aerofotogrammetria, appoggio a terra per l'aerofotogrammetria e poi il rilievo della condotta forzata e della centrale. Ecco, l'esperienza è stata positiva perché è un mondo completamente diverso vivere a contatto con situazioni distanti dalle nostre, però insomma mi ha arricchito e mi ha lasciato veramente un bel segno questo. Finito questa esperienza, finita la restituzione a tavolino, sono partito e sono andato in Arabia Saudita per il rilievo e il tracciamento di un acquedotto della SIR che prendeva l'acqua demineralizzata dal mare e veniva pompata a 2000 metri a Daba e Khamis. E lì è stata un'esperienza completamente diversa da prima perché lì così aveva a che fare con gli arabi, insomma, ecco,
con una cultura completamente diversa e quindi, pertanto comunque è sempre esperienza di vita, insomma, ecco. Ritornando poi a quello che era il lavoro qua in Italia, ho fatto i rilievi e il tracciamento del gasdotto del Mediterraneo per la SNAM Progetti da Arezzo sino a Bologna Minerbio, lungo la dorsale appenninica in Fregio al Prato Magno. Dopo, diciamo che sono sempre stato inserito all'interno facendo vari lavori di topografia, eccetera. Ho seguito poi lo studio di fattibilità delle centraline in zona Veneto e Friuli Venezia Giulia. E dopodiché ho avuto l'incarico, quale capoprogetto, di seguire i lavori dei banche dati e oppure di cartografia. Ecco che allora ho cambiato, diciamo che dal topografo puro sono passato a essere più che altro verso la cartografia. Ecco, cartografia, prima di tutto ho seguito con l'IGM la cartografia tradizionale 25.000 50.000 di diverse tavolette all'IGM con sistema tradizionale, voleva dire disegno manuale, eccetera. Però nel frattempo si è sviluppato all'interno dello studio Zulet, in accordo con l'IGM, lo studio e la fattibilità del numerico. Praticamente, invece che disegnare a mano e poi con i vari supporti, eccetera, di passare al numerico e pertanto avere subito i dati in formato numerico, quello che più o meno si utilizzano al giorno d'oggi nelle varie carte, insomma, ecco. Anche qui è stata una bella esperienza perché ho avuto la possibilità di imparare, ma imparare nel vero senso della parola, all'interno dell'Istituto Geografico, anche perché loro hanno una scuola apposita della cartografia, il disegno di come veniva fatto, come venivano riprodotte queste carte, poi anche i materiali, perché è importante anche avere quei materiali che nel tempo non si deformano, altrimenti la tornatura, cioè i vari supporti che vanno messi uno sopra l'altro non tornano, pertanto ci sono dei problemi nell'eseguire questa carta topografica, insomma. Finito questo, poi quando è venuto la Valtellina, mi hanno incaricato di seguire il controllo della frana di Valpola del 1987 e praticamente a 2500 metri dormivo nel fienile per poter essere pronto la mattina presto, mezzogiorno alla sera, per fornire i dati topografici alla prefettura di Sondrio, perché nel frattempo nel lago c'era chi eseguiva i lavori di pulizia del lago dai tronchi che galleggiavano, ed inoltre ho assistito anche una domenica pomeriggio praticamente alla tracimazione del lago fatta da condotte a quel tempo, e lì anche è stata un'esperienza bella perché ho fatto più di 200 ore di elicottero, perché mi prendevano ogni 3 giorni, mi portavano a Sondrio la sera, così avevo modo di sistemarmi per poi riprendermi la mattina presto per riportarmi ancora su in elicottero a 2000 metri. Ero nel parco dello Stelvio. Dopodiché, come esperienze lavorative sempre nel campo, ecco, dopo arrivo col discorso delle banche dati, dei punti in bianco mi hanno detto: guarda che abbiamo preso sto lavoro e segui la banca dati. In quel momento là la banca dati era abbastanza, non si sapeva, era una anche delle prime che venivano fatte, e praticamente ho seguito come capoprogetto, quindi con responsabilità tecnico-amministrativo, i lavori per la banca dati delle Ferrovie dello Stato.
lavoro che riguardava lungo l'asse del tracciato ferroviario, l'aerofotogrammetria a 500 metri a cavallo della linea ferroviaria, il rilievo del binario di corsa, il rilievo all'interno delle varie stazioni attraversate e poi tutto quanto la ricognizione lungo il percorso con la schedatura degli elementi dell'armamento ferroviario per poi trasferirli in forma numerica all'interno del progetto, insomma. Poi dal punto di vista dei lavori sempre di banca dati, mi hanno finito più o meno questo lavoro, ho seguito la memorizzazione del patrimonio, sempre come banca dati, del patrimonio immobiliare dell'INAI. Il lavoro consisteva nel recupero del materiale all'interno degli edifici della sede generale a Roma, negli archivi, catalogare i vari edifici per poi digitalizzarli e associare alle varie unità immobiliari il loro codice aggiornato di fruizione di quel momento, insomma, ecco. Per quanto riguarda, c'erano uffici, c'erano ambulatorio, c'erano poi anche abitazioni. Dopodiché, sempre seguivo questo e quello, sono passato a seguire anche per Telespazio la digitalizzazione del catasto numerico che veniva poi purtroppo eseguita in Albania per motivi economici, naturalmente, perché era un lavoro abbastanza semplice e lì veniva fatto lì, insomma, ecco. Dopo questo è stato all'interno dello Zoet, poi purtroppo nel 96 Zolet ha avuto delle vicissitudini e subito dopo sono entrato invece su una realtà completamente diversa, ripartendo ancora dai rilievi topografici eccetera, presso la società matrice di Possagno, e anche lì ho avuto bella esperienza perché praticamente sono stato responsabile dei sbancamenti e comunque tutte le attività estrattive che aveva questa ditta, insomma. Ho fatto diversi lavori, tra i quali qui vicino nella zona del Bellunese il taglio in roccia e lo sbancamento della galleria del Trivapasa tra Sedico e Trichiana. Poi in Emilia Romagna delle vasche di laminazione, e poi la coltivazione per quanto riguarda l'argilla per la Wienerberger a Terni e a Feltre presso Villa Bruna. Dopo per Cementi Rossi il taglio in roccia con la sega da roccia e il relativo sbancamento a Fumane a Verona, e per quanto riguarda e poi anche lo sbancamento sempre per Cementi Rossi presso la cementeria la miniera di Possagno. Ecco, poi ecco, diciamo pure che io all'interno di questa società per le cave di proprietà ero direttore tecnico di lavori, essendo perito itinerario, e poi però nel tempo ho imparato, diciamo, sul campo l'esecuzione per la progettazione delle cave di argilla e soprattutto relativa sistemazione ambientale. Interessante dal punto di vista perché ho avuto anche la possibilità di collaborare con il dottor Fenti, il quale ho imparato, e si facevano le cose assieme, ho imparato tanto, insomma, ecco, era
è stato un buon insegnante dal punto di vista mio nel percorso finale del lavorativo, dove con lui ho collaborato veramente in maniera positiva, insomma, ecco, imparando tantissimo. Più che altro, ecco, la mia finale di attività è stato appunto una progettazione di cave con relativo poi processo di autorizzativo, che non è semplice al giorno d'oggi, perché devi sottostare a determinate, un iter burocratico molto pesante per arrivare all'autorizzazione, che dal progetto all'autorizzazione di solito passano circa 3 anni, quindi è un bel impegno, insomma, i veri contatti con i vari enti o altro, però diciamo che anche in questo caso la risposta all'interno di queste attività è stata una bella risposta in regione, perché ci sono dei funzionari veramente preparati, con i quali si collaborava, insomma, non erano solo i funzionari che vai là e non hai risposte, andavi là, chiedevi e avevi subito la risposta, insomma, ecco. Forse anche più semplice, perché comunque questi funzionari sono dei periti minerari che sanno, che lavorano veramente loro, e poi anche altre persone che gravitano anche superiori a loro, pertanto era un bel rapporto, insomma. Andavo volentieri, ecco, a Venezia, perché avevo sempre risposta, ecco, che non è così semplice e scontato averla in determinati ambienti. Finito la mia attività nel 2019, ho continuato sempre all'interno di Matrice quale consulente fino a fine dell'anno, e dopo adesso basta, perché insomma bisogna anche vivere, ecco. Direttamente con i miei colleghi di istituto, oddio, io abito a Santa Giustina, perché mi sono sposato e abito a Santa Giustina, però alla valle ritorno volentieri, quindi diciamo che il giro del Lavordino c'era. Ho avuto, ecco, un perito minerario, diciamo, che mi ha dato anche una mano, nell'ambito anche lavorativo. Quando sono arrivato in Matrice è stato Daroit Sylvain, che era direttore della miniera di Possagno, col quale lui era molto preparato, nel vero senso della parola, ed è molto preparato nell'ambito dei lavori minerari, e pertanto ho avuto anche soddisfazione. Come dicevo prima, il discorso in regione, invece lì ho trovato Benvenu, Franco, che lui come funzionario, per quanto riguarda le cave di Treviso e di Belluno, perché le segue lui, una bella spalla, ma non solo lui, poi ci saranno altri periti minerari, come dicevo prima, all'interno, che comunque c'è la possibilità di interscambiarsi e avere quelle conoscenze dal punto di vista costruttivo nell'andare avanti, e dal punto di vista anche di relazioni e di concessioni che ti mettevano sulla strada giusta per arrivare a ottenere poi i risultati. Intanto, prima di tutto devo premettere che mio padre era sempre stato, ho avuto questo, che all'interno dell'istituto mio padre faceva il bidello, quindi ero un sorvegliato speciale, quindi, e poi lui era quello che prima il dovere e dopo il piacere. A me piaceva giocare al calcio, ho giocato a calcio con la Lavordina, insomma ho avuto anche là belle soddisfazioni, però io dovevo essere promosso, altrimenti non sapevo se poi potevo. E questo qui per me è stato un po' una spada di Damocle, perché non sono stato così libero
quando anche di far plau o altro non l'ho mai fatto, non potevo farlo perché poi veniva a saperlo. Ecco, dopodiché invece la mia famiglia, no, lei è sempre, abbiamo sempre abitato a Santa Giustina, siamo sempre rimasti a Santa Giustina. Quando andavo a Firenze partivo alle 4 di mattina, rientravo alle 10 di sera e poi perché? Perché erano quei chilometri che si potevano fare. Ho avuto la fortuna che mia moglie, facendo dei sacrifici, è rimasta a casa con i ragazzi e pertanto sono cresciuti così. Ho avuto poi la soddisfazione che i miei figli, non so se è sull'onda mia o meno, però sono sempre stati interessati nel campo ambientale, pertanto sono contento anche di questo, insomma adesso loro hanno la loro vita, sì, abitano tutti e due comunque lì a Santa Giustina vicino e pertanto vuol dire che qualcosa è stato dato, insomma, ecco. Sì, io derivo poi da una situazione un po' così perché nel 79, appena finito il militare, 78, appena finito il militare, sono stato uno dei 4 che ha messo in piedi il gruppo ambiente di La Valle, che è tuttora esistente nell'ambito ambientale, e pertanto c'è questa soddisfazione di aver dato, e comunque adesso quando posso rientro anche alla Valle, sempre, e lì trovo gli ex periti minerari anche più anziani di me, e per andare a fare la pulizia dei sentieri, gli sfalci in montagna o altro, quindi finito un'attività ne ho ricominciata un'altra per passione, per passatempo, anche per condividere quello che è stata la vita passata, insomma, ecco.